Parte da lontano, perché è nata ben 32 anni fa, nel 1979, nel dicembre, per volontà di Don Achille, che è stato il primo grande missionario di questi tempi, ecco, che ha fondato anche la famiglia missionaria della Redenzione. Allora era direttore del centro missionario e ha avuto questa intuizione di preparare la giornata di ragazzi missionari, chiamata l'Infanzia Missionaria Mondiale, del 6 gennaio, con questa giornata diocesana. E quindi ogni anno, o fine dicembre o i primi di gennaio, come quest'anno, prepariamo questo incontro invitando le parrocchie e i ragazzi a un appuntamento d'amore, di amicizia, lanciando proprio messaggi di speranza per tutti i continenti, proprio perché i nostri ragazzi abbiano un cuore grande come il mondo. Apro il Vangelo a caso e leggo qualche riga. Mi impegno a concretizzare nei prossimi giorni quanto il Signore mi chiede di fare, perché il seme della sua parola cada nel terreno fertile del mio cuore e porti buoni frutti. Santo, sei diventato santo Don Guarella, giocando sempre insieme a Caterina, tua sorella. Minestra dei poveri avete preparato, per ogni uomo solo di fratello abbandonato. Preghiere, testimonianze, canti, cartelloni e tanta voglia di portare la buona novella in parrocchia e tra gli amici. Si è svolta così la 32esima festa diocesana dei ragazzi missionari che si sono ritrovati nella chiesa della Madonna Pellegrina, detta Commenda, per ricordare i loro fratelli più bisognosi e le tante persone che dedicano la loro vita nell'aiuto dei meno fortunati in ogni parte del mondo. Partiti dal seminario, i bambini e ragazzi del catechismo della diocesi hanno percorso a piedi il Corso del Popolo per arrivare in chiesa, dove hanno loro stessi animato la celebrazione con rappresentazioni tratte dai brani del Vangelo e dalle vite di grandi testimoni di Dio, come Don Luigi Guanella, Chiara Luce Badano, Giovanni Paolo II, Chizito, missionario comboniano e naturalmente Gesù. I loro volti sono stati sistemati uno accanto all'altro sull'altare dagli stessi ragazzi, subito dopo il racconto della vita e delle opere di questi personaggi così speciali. Appresa la diagnosi, Chiara non piange, non si ribella. Subito rimane assorta in silenzio, ma dopo soli 25 minuti, dalle sue labbra esce il sì alla volontà di Dio. Ripeterà spesso: se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io. Chizito, cuore innocente, non sa concepire il male. Sceglie una terza soluzione. Decide di informare solo la mamma e di affidarle il piccolo disperso. Nei cuori semplici di un bimbo e di una mamma Kalima Jong si realizzava la missione che il Signore ha affidato a ciascuno di noi. In carne ed ossa anche le testimonianze di 2 missionari rodigini attivi in Brasile e in Africa. Vi ringrazio per queste testimonianze e per l'entusiasmo anche che ci mettete e vi auguro di continuare così nelle vostre parrocchie, di essere veramente ragazzi missionari. Io so che sono in Brasile, là ci sono molti giovani ragazzi missionari, bambini anche piccoli che lavorano per l'infanzia missionaria. L'augurio che fa soprattutto una mamma a un'altra mamma, a un altro bambino appena nato, quando nasce un bambino tutti corrono e fanno le congratulazioni alla mamma. E poi cosa fanno? Prendono il bambino e ci dicono, ci sputtano addosso. Cresci, cresci, dicono. È un po' strano, però comunque questo è quello che io posso dire a voi. E allora vi faccio dire, cresci, cresci. Assente il vescovo di Rovigo, da sempre protagonista di questa giornata per il funerale di Monsignor Alfredo Battisti, a dare un saluto e spronare i giovani presenti a farsi missionari della parola di Cristo, c'era il vicario generale della diocesi, Monsignor Claudio Gatti, che ha lasciato questo messaggio di speranza ai piccoli fedeli. E qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avrete fatto a me, ci dice Gesù. Allora ecco che anche noi possiamo essere e dobbiamo essere testimoni. Il Signore l'abbiamo incontrato perché ci è stato annunciato, perché abbiamo sentito la sua parola. Non possiamo tenerlo per noi questa bella notizia. Dobbiamo dirla ai nostri amici, dobbiamo annunciarla nella nostra famiglia, dobbiamo annunciarla in tutti i momenti della nostra vita. E questo è l'augurio che io vi faccio e l'augurio e l'impegno che insieme ci prendiamo.
Alla fine della cerimonia, dopo l'offertorio in cui si potevano donare soldi, così come regali e pensieri materiali da destinare alle missioni thailandesi, un ricordo della giornata per tutti, ossia un alfabetiere delle missioni da appendere al collo con alcune missioni quotidiane da compiere nella propria vita e un poster più grande con gli stessi buoni propositi da portare nelle parrocchie, proprio per testimoniare, per farsi missionari di pace anche a casa nostra. Accogliendo anche quei bambini, quei ragazzi di altri continenti che ormai abitano nelle nostre parrocchie, nelle nostre scuole, nei nostri ambienti sportivi, e quindi educare i nostri ragazzi di fronte a un mondo che tante volte che si chiude sempre di più e a volte anche intollerante, avere questo sguardo positivo, di essere più generosi, disponibili, portando il Vangelo non solo come libro ma come vita vissuta per tutti. Perché c'è la festa dei ragazzi missionari e io sono un ragazzo missionario. I ragazzi missionari, quei che pregano tanto.